adesso vi faccio sentire le dichiarazioni di Conte, che ovviamente ha parlato in virtù della gara di domani, quindi nella conferenza stampa pre-gara alla prima di Serie A si parla di campo, c'è molta curiosità, ma si parla tantissimo anche di mercato. Poi vi raccontiamo cosa ha detto in particolar modo dell'assenza per almeno 4 mesi di Lukaku. Qui invece ve lo faccio sentire mentre parla della questione del ripetersi rispetto allo scudetto dell'anno scorso. Sentite. Io quello che ho rimarcato è un fatto storico, no? Perché non è mai successo al Napoli di ripetersi dopo la vittoria dello scudetto, e quando siamo partiti favoriti in virtù del fatto di aver vinto lo scudetto, non dimentichiamo che con gli Osimhen, con i Kvara, con i Zelinski, avendo perso solamente Kim e avendo fatto anche un mercato da più di 100 milioni, siamo arrivati decimi. E questo secondo me deve essere impresso molto chiaro nelle menti di tutti noi, ma anche dell'ambiente, perché come ho detto sempre, si vince tutti, si festeggia tutti, nell'eventualità si perde tutti, e quindi dobbiamo essere molto equilibrati, molto consci del fatto che sarà difficile, un campionato difficile dove secondo me comunque ci sono tante squadre attrezzate, e noi dovremo fare del nostro meglio, così come abbiamo fatto l'anno scorso, secondo me dando anche una strada a tanti, perché avendo vinto l'anno scorso secondo me abbiamo aperto nuovi orizzonti per tante squadre e non solo alle solite squadre che sono abituate a vincere lo scudetto. Alfredo poi parla anche di Lukaku e dice: in un club così grande può capitare un imprevisto simile, ma siamo attrezzati per sopperire a questa mancanza, e dice che comunque un innesto lì davanti dovrà arrivare. È Højlund quell'innesto, Alfredo? E Højlund quell'innesto, e vediamo se troveranno un'intesa per la formula, che comunque per il Napoli è anche una considerazione sui discorsi che sta facendo in rapporto al centrocampista, al terzino destro, perché Højlund ha sempre mantenuto la stessa posizione, cioè quella di andare via in un prestito con obbligo di riscatto. Qualcuno giustamente sostiene: ma come, hai Lukaku, hai Lucca e spendi altri 45 milioni, ma la stagione è lunga, questo contrattempo non era previsto, poi magari il centrocampista lo fanno uguale, è una situazione che dobbiamo seguire. Ecco, intanto Nicola, cosa dici di questa versione di Napoli che non toglie praticamente nulla al Napoli dell'anno scorso, ma anzi con il mercato che sta facendo De Laurentiis lo arricchisce? Però l'anno scorso il Napoli praticamente correva solo per lo scudetto. Sì, ma conosco troppo bene Antonio Conte, anche il suo modo di comunicare, no? E oggi ho seguito in parte la conferenza stampa e mi è sembrato di tornare indietro di forse 11 anni, no? Rivedendo il Conte juventino dopo il primo scudetto, stesso tipo di dichiarazioni, situazioni ovviamente diverse, squadre forti, come era forte quella Juventus che poi vinse i tre titoli consecutivi, è forte, molto forte anche questo Napoli, forse se facciamo il giochino delle figurine Deborah anche più forte. È normale che lui un po' si nasconda, ma è normale che anche noi addetti ai lavori e persone che siamo del calcio e conosciamo il calcio da tanti anni non diano credito, no? a queste parole, diciamo, difensive, a queste dichiarazioni difensive di Antonio Conte. Il Napoli è la squadra migliore del campionato, poi ovviamente ci sarà il campo come sempre, ma se dobbiamo fare il giochino dei pronostici dobbiamo dire che il Napoli è la squadra migliore del campionato, società forte, strutturata bene, abituata a vincere e con un uomo in panchina abituato a vincere. Lukaku o non Lukaku, credo che loro ai blocchi di partenza siano in assoluto i favoriti, ma veramente i favoriti per la vittoria dello scudetto, ai blocchi di partenza. Poi tutte le variabili, la Champions League e quant'altro, ma Antonio Conte credo che sia veramente, e lo sappiamo tutti, non ve lo devo dire io, l'uomo adatto proprio per il Giro d'Italia o il Tour de France, e continua ad essere il migliore da questo punto di vista. Fabio Parisi, sei d'accordo? Napoli favorito?
Sì, sono d'accordo per un motivo abbastanza semplice, che per Antonio Conte giocare la prima partita di Coppa Italia o giocare la finale di Champions League è esattamente la stessa O cosa. un amichevole. Lui è assolutamente focus sui i suoi obiettivi sono vincere, anche perché perdere non gli piace proprio per niente. Partono dallo scudetto sulla maglia, che comunque pesa, ma è comunque anche una grande motivazione. La squadra è stata fatta bene, la strada ha fatto degli inserimenti importanti, soprattutto nell'ottica internazionale, perché un giocatore come De Bruyne garantisce, al di là della qualità, personalità, esperienza. Chiaro che l'infortunio di Lukaku sposta un pochino gli equilibri, però hanno le risorse tecniche per gestirla. Cioè, Conte ha voluto fortemente Luka e ha anche dichiarato che farà diventare, tra le virgole, farà diventare Luka un calciatore molto importante, e questo sappiamo quanto ci tiene Antonio a vincere le scommesse. Quindi si partirà. La società è attrezzata dal punto di vista tecnico, dello scouting, del management e soprattutto delle risorse economiche, perché è una delle poche società in Italia che può permettersi di spendere senza problemi, ovviamente nei limiti di quelle che sono le possibilità, ma non ci sono dubbi da questo punto di vista. Quindi se riterranno insieme a Conte di dover fare un investimento, lo faranno, anche perché non dimentichiamoci che Lukaku è un grande calciatore, ma non è un calciatore di primo pelo, quindi bisogna cominciare a pensare al futuro, al post Lukaku. Luka è un investimento importante, credo che non si andrà a prendere un calciatore tanto per prenderlo, ma si prenderà un calciatore funzionale al progetto e al futuro. Direttore Arrigoni, adesso tutti i tifosi del Napoli faranno gli scongiuri, però è andata bene l'anno scorso dopo aver incassato quello 0-3 al Bentegodi. Domani come vedi questa gara, visto anche quello che è successo nelle amichevoli estive? Non abbiamo visto il miglior Napoli, però è un calcio estivo e chiaramente anche per preparare la squadra alla stagione ci sono carichi molto importanti, poi gli amichevoli sono dei test che valgono e non valgono, ecco. Sì, guarda, gli inciampi più difficili sono proprio quelli di inizio campionato per le grandi, quindi è chiaro che devi cercare di partire bene, ma l'anno scorso non l'hai fatto e poi sei arrivato benissimo alla fine. Credo che ecco, il fatto che l'infortunio di Lukaku, io spero che dal punto di vista psicologico non vada un po' a influire anche un po' sulla squadra, però sono d'accordo con Fabio perché voglio vederlo Luka a questi livelli e credo che se Conte ci punta e ci ha puntato vuol dire che ci crede. E credo che sia una bella scommessa e credo che sia un'occasione importantissima per lui proprio in questo momento e con quello che è successo a Lukaku. Lo scorso anno... No, ma poi ragazzi è riuscito a vincere campionati lì davanti, perdonatemi, io torno ai tempi della Juventus che seguivo con grande attenzione, nei 3 scudetti, escluso l'ultimo perché ovviamente c'era stato l'inserimento di Carlitos Tevez, ma insomma i primi 2 li ha vinti con giocatori buoni, ma non di livello eccezionale, e mi riferisco insomma alla zona avanzata del campo, no? Ricorderete Vucinic, Quagliarella, Matri e Giovinco, e io sono d'accordo con voi, sono d'accordo con voi su Luka in assoluto. Io credo che Luka con Antonio Conte possa essere un crack, possa diventare un crack. Ah, poi il fatto comunque che sei in mezzo a un passaggio che è importantissimo per il Napoli. Io nelle ultime stagioni non ricordo degli investimenti tali da parte di De Laurentiis, cioè, e questo credo che sia un segnale fortissimo su dove vuoi arrivare.
La notizia con cui vogliamo aprire, che diciamo è un po' una novità, anche se è un vecchio amore che ritorna, riguarda il Napoli, perché il Napoli sta cercando sì di prendere l'attaccante, sta andando avanti per Højlund, l'abbiamo raccontato in questi giorni, però il Napoli sta anche cercando un centrocampista con determinate caratteristiche, e quello che raccontiamo stasera è che il Napoli è tornato su Brescianini che ricorderanno tutti l'anno scorso, quasi fece le visite mediche con il Napoli, arrivava dal Frosinone, poi l'operazione saltò perché ci furono dei malintesi tra i due club, alla fine si inserì l'Atalanta, lo prese l'Atalanta, adesso il Napoli è tornato di nuovo su Brescianini, ci sono stati già dei primi contatti anche con l'Atalanta, il Napoli è disposto a investire circa 15 milioni di euro per prenderlo, l'Atalanta ancora non si è espressa perché vorrebbe trovare prima un sostituto e tra l'altro potrebbe tornare buona l'ipotesi Musa del Milan di cui si è parlato in questi giorni, però è sicuramente un nome nuovo che ritorna per il centrocampo del Napoli. Ciao a tutti amici del Napoli, ben ritrovati sul canale. Oggi vi porto delle notizie di mercato davvero pesanti, quindi restate con me fino alla fine perché ci sarà tanto da raccontare. Il nostro Napoli si sta muovendo su più fronti. In mezzo al campo c'è un nome importantissimo che potrebbe rinforzare la squadra in maniera clamorosa. In difesa, invece, siamo ormai ai dettagli per l'arrivo di un giovane talento spagnolo. Accordo trovato, contratto pronto e visite mediche in arrivo. E non è finita qui, perché in attacco, dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli ha avviato colloqui molto concreti con un giocatore. Le sensazioni sono positive e il club sembra davvero pronto a chiudere. Ragazzi, vi dico la verità. Questo mercato azzurro è un continuo colpo di scena e io vi racconterò tutto, passo dopo passo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sport Italia e uno dei massimi esperti di calciomercato, il Napoli si è mosso nelle ultime ore per Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus, oggi in uscita dal Marsiglia, è sul mercato e diversi club si stanno informando sulla sua situazione. Tra questi c'è anche il Milan, oltre al club partenopeo che ha voluto capire margini e condizioni economiche dell'operazione. Pedullà ha spiegato che il Napoli ha svolto un sondaggio approfondito, verificando anche i numeri dell'ingaggio. Rabiot percepirebbe meno di 6 milioni di euro netti fino a giugno. Una cifra importante, ma non proibitiva per un calciatore del suo livello e della sua esperienza. Il Marsiglia lo ha messo sul mercato dopo le note vicende che hanno portato alla sua esclusione dal progetto tecnico. Secondo il giornalista, anche il Milan ha chiesto informazioni. Con l'arrivo di Allegri in panchina ci sarebbe il gradimento per riavere il francese, che a Torino era uno dei suoi fedelissimi. Tuttavia i rossoneri dovrebbero prima fare spazio a centrocampo con qualche cessione. Al contrario, il Napoli sembra pronto a cogliere un'opportunità importante, valutando seriamente un innesto che potrebbe alzare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. L'arrivo di Rabiot rappresenterebbe per il Napoli un vero colpo da top club. Si tratta di un centrocampista con esperienza internazionale, abituato a palcoscenici importanti come la Champions League, con alle spalle stagioni da protagonista sia alla Juventus che in nazionale francese. Un profilo che, per caratteristiche, si incastrerebbe perfettamente con il progetto di Conte. Intensità, fisicità, qualità e capacità di inserirsi senza palla. Un centrocampo formato da Anguissa, Lobotka, McTominay, De Bruyne e Rabiot e le varie alternative darebbe al tecnico una varietà di soluzioni di altissimo livello. Al momento non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma soltanto un sondaggio esplorativo. Resta però il fatto che il nome è di quelli pesanti e l'interesse concreto del Napoli dimostra la volontà del club di alzare ulteriormente l'asticella. Pedullà ha concluso sottolineando come sul calciatore ci siano stati altri sondaggi, anche dalla Turchia, ma il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Sono ore caldissime di mercato e il Napoli monitora con attenzione la situazione. La dirigenza azzurra sa che con un colpo come Rabiot la squadra diventerebbe ancor più completa e competitiva, pronta ad affrontare al massimo campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. I tifosi attendono novità, con la speranza che questo grande nome possa davvero arrivare all'ombra del Vesuvio. Ma non finisce qui. Il Napoli è pronto ad accogliere Juanlu Sanchez. Dalla Spagna arrivano conferme autorevoli. L'accordo con il Siviglia è ormai definitivo e il terzino destro classe 2003 diventerà presto un nuovo calciatore azzurro.
Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca e confermato dall'agenzia EFE, la trattativa è stata chiusa mercoledì e ormai manca solo l'arrivo del giocatore in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Il club partenopeo verserà nelle casse del Siviglia 18 milioni di euro, più altri 3 di bonus legati a obiettivi sportivi, per un'operazione complessiva da 21 milioni. Un investimento importante che testimonia la fiducia che Antonio Conte e la dirigenza ripongono in questo giovane talento. Juanlu, infatti, è stato espressamente richiesto dall'allenatore, che lo considera un elemento fondamentale per il suo progetto tattico sulle corsie laterali. Non è un'operazione improvvisata. Già a giugno il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si era recato a Siviglia per trattare direttamente con la società andalusa. In quell'occasione fu trovato l'accordo di massima con il giocatore, che da oltre un mese aveva già accettato la proposta del club azzurro. Un contratto quinquennale, segno che il Napoli vuole puntare forte su di lui sia per il presente che per il futuro. Juanlu Sánchez arriva da una stagione molto positiva con il Siviglia, dove ha collezionato esperienze importanti sia in Liga che nelle coppe europee. È un terzino destro moderno, con grande gamba, velocità e capacità di spingere sulla fascia, ma anche con buone doti difensive, un profilo che si adatta perfettamente al calcio di Conte, che punta moltissimo sui quinti di centrocampo e sulla capacità di unire fase offensiva e copertura. Per il Napoli si tratta di un acquisto di prospettiva ma già pronto, in grado di aumentare subito la qualità e la profondità della rosa. Con l'arrivo di Juanlu, Conte potrà contare su un giocatore giovane ma già abituato a confrontarsi con palcoscenici di alto livello, un mix ideale per un club che vuole crescere senza perdere competitività. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni, con lo sbarco in Italia del giocatore che segnerà l'inizio della sua avventura in azzurro. L'entusiasmo dei tifosi è già alle stelle. Juanlu Sánchez rappresenta un altro tassello del grande mosaico che la società sta costruendo per consegnare a Conte una squadra all'altezza di lottare in tutte le competizioni. E ultimo, ma non meno importante, queste ultime notizie. Il Napoli sta accelerando sul fronte attaccante e nelle ultime ore sono emerse novità di grande rilievo sul nome di Rasmus Højlund. L'attaccante danese, attualmente al Manchester United e con un passato recente all'Atalanta, è diventato l'obiettivo principale del club partenopeo per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku, che dovrà restare fermo per circa 4 mesi e dovrebbe tornare soltanto a gennaio. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i colloqui tra il Napoli e Højlund si sono svolti in maniera positiva. Le parti hanno discusso non soltanto dei termini economici, ma anche del progetto tecnico a lungo termine, un aspetto che il giocatore considera fondamentale. L'ex Atalanta, infatti, non vuole rischiare di vivere una parentesi di pochi mesi in azzurro, per poi fare ritorno a Manchester in estate. Chiede certezze e la garanzia che il Napoli creda davvero in lui come attaccante del presente e del futuro. Il Manchester United, dal canto suo, è stato informato direttamente dei colloqui e si è detto pronto a dare il via libera all'operazione, nel momento in cui il Napoli e il giocatore troveranno l'accordo definitivo sulle cifre e sulla durata del contratto, una posizione che apre la strada a una trattativa concreta, con margini per arrivare alla fumata bianca già nelle prossime settimane. Per Aurelio De Laurentiis e per Antonio Conte si tratterebbe di un colpo di grande spessore. Højlund è un profilo giovane, con grandi qualità fisiche e tecniche, capace di attaccare la profondità e di essere determinante in area di rigore. Un attaccante moderno, che ha già dimostrato in Serie A con l'Atalanta di poter fare la differenza e che rappresenterebbe una prima scelta assoluta per la sostituzione di Lukaku. Il Napoli dunque sembra avere le idee chiare. Rasmus Højlund è l'uomo individuato per guidare l'attacco e le mosse della dirigenza lo confermano. I colloqui positivi fanno ben sperare i tifosi, che ora attendono sviluppi rapidi per poter sognare un nuovo centravanti dal futuro luminoso. E con questo siamo arrivati alla fine di questo aggiornamento di mercato, amici del Napoli. Continuate a seguirci perché il calciomercato è in pieno fermento e qui sul canale vi racconteremo ogni novità, minuto dopo minuto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nulla sulle mosse del nostro Napoli. Restate con noi perché la stagione si prepara ad essere incredibile e qui avrete sempre tutte le notizie più calde.